Thomas Randon si chiude con un finale pazzesco, la rimonta negli ultimi minuti 2-1 alla Marche e semifinale. In semifinale avevo fatto, dopo il gol, loro non ci hanno concesso campo, non l'avevo sfruttato alla grande, i ragazzi sono stati straordinari e quello che hanno dimostrato fino adesso al torneo, un grande carattere, anche oggi ne è venuto fuori una partita ostica contro un grande avversario con delle grandi qualità tecniche, però noi abbiamo gettato veramente il cuore oltre l'ostacolo e sono entrati, ho fatto tutte le sostituzioni che tratto anche oggi, è stato determinante. Ecco, forse oggi non è stata la miglior partita, no? Si è sofferto troppo fino a quell'episodio dell'1-1, poi effettivamente c'è stato il predominio. Sì, no, bisogna essere onesti. Abbiamo iniziato secondo me molto bene e poi loro sono usciti in maniera importante, quindi forse il loro vantaggio ci stava anche tutto, bisogna essere onesti, poi però insomma il calcio, come ho detto ai ragazzi, bisogna sempre stare attaccati alla partita perché c'è un attimo che può cambiare le cose e il gol di De Bono ha cambiato tutto l'inerzia della gara. 2 gol da 2 palle inattive, però va detto un'ingenuità la loro di regalare quel calcio di punizione a tempo praticamente scaduto. Sicuramente, però diamo atto anche a chi ci ha creduto, che è andato sul pallone e soprattutto diamo atto a chi è entrato, che ho chiesto alla squadra di essere 20 giocatori importanti e i due che sono entrati hanno girato la partita.